la libreria La Bassanese a Bassano del Grappa organizza una nuova formula culturale chiamata Perilibro che mescola l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria al termine dell'incontro. Venerdì 24 marzo alle ore 18 l'autore ospite è stato Alberto Simone, scrittore, sceneggiatore e regista di cinema e fiction Rai, nonché psicologo e psicoterapeuta. Simone ha scritto ed ha presentato il libro Rinascere nella gioia, che parla di un cammino di rinascita all'insegna della pienezza e della gioia. È un percorso non facile che richiede soprattutto conoscenza e consapevolezza. Il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro è stato proprio quello di offrire una sorta di mappa, no? Una mappa di conoscenza, prima di tutto di noi stessi, di come siamo fatti, perché abbiamo una conoscenza di noi stessi che è per lo più anatomica, una conoscenza di tipo materiale, anche una conoscenza figlia dei nostri tempi e della nostra cultura. Quindi già indicare il fatto che noi siamo degli esseri complessi, che siamo fatti di una dimensione corporea, di una mentale e anche una spirituale, è il punto di partenza. Una volta che abbiamo capito come è fatta la nostra Costituzione, capiamo anche di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere la gioia. Molta gente considera la gioia, la felicità, la ricerca sul materiale. Si compra le cose o anche sul cibo mangia, però è una felicità, una gioia temporanea. Il libro arriva anche a insegnare questo. Sì, io anche nei libri precedenti, il primo si chiama proprio La felicità sul comodino, è un libro proprio che spiega molto bene questo tipo di dinamiche. Noi tendiamo, più che a cercare la felicità, tendiamo a riempire dei vuoti, oppure cerchiamo di colmare delle istanze di tipo egoico. Cerchiamo queste risposte nel mondo esterno, nel mondo materiale, e però dobbiamo sapere che tutto quello che esiste nel mondo materiale è impermanente, è soggetto alla decadenza, per cui se la mia felicità è legata a un oggetto, per esempio un'automobile, quell'automobile dopo un po' di tempo diventa vecchia e ce ne saranno altre ancora migliori e io dovrò rinnovare la mia ricerca cambiando automobile, e questo esempio lo possiamo portare su qualunque altro ambito di tipo materiale. Gli antichi, soprattutto le scritture più antiche, ci insegnano che la felicità non è qualcosa che sta fuori di noi, è più che altro una dimensione con cui di fatto noi nasciamo. Basta guardare i bambini come sono, quando giocano, come si esprimono, e quindi dobbiamo sapere che la felicità richiede delle condizioni. La prima condizione che richiede è l'innocenza, ed è la prima cosa che si perde andando avanti, ahimè, nella vita. Però abbiamo anche la possibilità di recuperarla, e questa è la prima delle condizioni per cercare di essere più sereni e più felici, diciamo meno preoccupati soprattutto. Dopo il grande successo dei libri La felicità sul comodino, Ogni giorno un miracolo e L'arte di volerti bene, l'autore conduce i lettori alla scoperta della via dell'intelligenza spirituale per affrontare le grandi sfide personali e collettive. È un percorso che è nato in modo un po' casuale, è nato anche proprio dalle comunicazioni dei lettori. A partire dal primo libro i lettori hanno cominciato, oggi grazie ai social è possibile, hanno cominciato a scrivermi e a raccontarmi la loro esperienza di quello che leggevano, e così ho potuto vedere veramente qual è l'effetto di queste parole, l'effetto di queste ricerche e di queste conoscenze sulle vite delle persone. Per cui è stato spontaneo continuare, perché mi sono stati chiesti ulteriori approfondimenti e di conseguenza è venuto il secondo libro, poi il terzo e adesso questo Rinascere nella gioia, che è un po' quello che chiude il cerchio perché sistematizza un pochino tutto il discorso sulla felicità.